Università e Questura di Padova mettono a disposizione i loro saperi. In sintesi, questo è quello che avverrà grazie ad un progetto di collaborazione tra l'Ateneo e la Polizia di Stato. Il protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario del BO verrà firmato la settimana prossima dal capo della Polizia e dal rettore dell'Università. Questo consentirà un interscambio di conoscenze che potranno migliorare molti aspetti dell'acquisizione e della conservazione delle prove da utilizzare nel processo penale, così come gli aspetti legati alla polizia scientifica che per prima interviene nella scena del crimine. Mirerà alla realizzazione di seminari, di convegni, potrebbero esserci dei corsi di formazione pensati anche appositamente destinati al personale della polizia scientifica, dopodiché ci si muove su un versante diverso in cui verranno coinvolti gli studenti e quindi è prevista la possibilità di stage per gli studenti presso la polizia. Al tempo stesso si prevede anche la possibilità eventualmente per appartenenti alla polizia di effettuare stage presso l'università. L'università con il cortile antico del BO sarà anche la sede a partire da martedì 11 giugno di una mostra fotografica nazionale itinerante dedicata agli avvenimenti storici del nostro paese, raccontati dalle istantanee della polizia scientifica. In particolare per Padova verranno esposte foto inedite riguardanti 4 avvenimenti che hanno segnato la nostra città: la liberazione del generale americano Dozier nel 1982, l'assalto al treno della banda Maniero, il furto del Mento del Santo negli anni 90 e gli omicidi del serial killer Profeta nel 2004.